Generoso lupo di mare. Ecco, a volte bastano poche parole per descrivere una persona. E queste sono le parole con cui la sua comunità ricorda Ciro Iacono, un'espressione che, pensateci, cattura perfettamente l'essenza di una vita intera dedicata al mare e soprattutto alla sua gente. Vedete, Ciro Iacono era molto più di un semplice comandante. È stato l'uomo che, al timone della sua nave, la Borea, ha letteralmente tracciato una rotta nuova, una rotta per il turismo in Ogliastra, lasciando un'eredità che, naviga ancora oggi. E oggi, insieme, cerchiamo di raccontare la sua storia. Se n'è andato a 65 anni Ciro e ovviamente ha lasciato un vuoto enorme nella sua famiglia, la moglie Pinuccia, i figli Claudia e Lorenzo, i suoi amati nipoti, ma il punto è che questo vuoto si è allargato a macchia d'olio, toccando un'intera comunità, una comunità che in lui davvero vedeva un punto di riferimento, uno di quelli che si considerano insostituibili. E per capire davvero la sua visione, quella che ha cambiato tutto, dobbiamo fare un passo indietro. Dobbiamo guardare al suo percorso. Una carriera che a ben vedere è un po' come un romanzo di mare, un romanzo costruito con una dedizione incredibile, un passo alla volta. Ecco, la sua non è stata una di quelle carriere facili, diciamo, nessuna scorciatoia. Ciro Iacono il mare l'ha vissuto davvero da ogni prospettiva possibile. Ha iniziato negli anni '80, pensate un po', come ormeggiatore, poi è passato al corpo piloti, ha fatto il marinaio, insomma, ha fatto tutta la gavetta. E questo significa che quando finalmente è arrivato al comando della Borea e poi alla presidenza della cooperativa, lui conosceva ogni singolo ingranaggio di quel mondo. Ed è stata proprio questa competenza così profonda la vera chiave di tutto. Ma, come dicevamo, il suo impatto più grande va ben oltre la carriera personale. No, è stata la sua visione, la sua idea a ridisegnare da zero il futuro turistico di quella terra. Proviamo a immaginare un attimo com'era la situazione prima, per capire davvero la portata della sua rivoluzione. Le escursioni sulla magnifica costa di Baunei erano, iniziative isolate, a volte quasi improvvisate. Ciro è stato il primo a capire che il futuro non era quello. Il futuro era creare un'offerta strutturata, organizzata, di altissima qualità, qualcosa che potesse competere, perché no, a livello internazionale. E qui sta la sua intuizione, che potremmo definire geniale. Credere, prima di chiunque altro, nel potere di fare sistema, nel potere dei consorzi. L'idea era semplice ma rivoluzionaria. Smettiamola di farci concorrenza. Uniamo le forze. Creiamo un sistema per ottimizzare tutto, la qualità, l'efficienza. E proprio quella visione cooperativa, oggi è diventata il pilastro su cui si regge gran parte del successo turistico dell'intera regione. Ok, abbiamo parlato del professionista, del visionario, ma chi era l'uomo dietro al timone? Perché, vedete, le sue conquiste professionali non si possono separare dalle sue qualità umane, qualità che chiunque l'abbia conosciuto ricorda con un affetto, direi palpabile. C'è una frase che chi ha lavorato con lui ripete spesso e che secondo me riassume tutto alla perfezione. L'attenzione verso le persone prima ancora che verso le rotte. Ecco, per Ciro Iacono era semplice. L'equipaggio, i passeggeri, la sua gente venivano sempre prima di tutto il resto. Sapeva guidare una nave, certo, ma la sua vera abilità era saper guidare le persone. Immaginatelo nel porto. Era una di quelle presenze che rassicurano. Un leader, ma di quelli con un'autorevolezza calma, naturale. Non aveva mai bisogno di alzare la voce per farsi rispettare. Tutti conoscevano la sua correttezza, la sua disponibilità. Ed è incredibile pensare che lo stesso coraggio, la stessa identica dignità, le abbia mantenute fino all'ultimo, anche nell'affrontare la malattia che, alla fine, se l'è portata via. Perché, vedete, la storia di un uomo così, di Ciro Iacono, non può finire con la sua scomparsa, non finisce lì. La sua eredità è qualcosa di vivo, di tangibile, e continua a solcare le onde, ogni giorno, proiettata dritta verso il futuro. E forse l'immagine più potente di questa eredità la troviamo proprio lì, al timone della Borea, perché oggi a guidare quella nave c'è suo figlio, Lorenzo. E questa non è solo una successione professionale, è molto di più. È il simbolo potentissimo di una passione che si tramanda di padre in figlio. È la garanzia che la visione di Ciro continuerà a navigare. E poi ci sono le parole della sua gente. I messaggi che hanno letteralmente inondato la comunità dicono tutto. C'era chi lo ricordava come un uomo buono, chi come un punto di riferimento fondamentale. Ma per tutti, alla fine, era semplicemente il comandante, con la C maiuscola.
un titolo che va ben oltre il ruolo e che ci fa capire il segno profondo che ha lasciato nel cuore di chiunque l'abbia incontrato. E l'intera comunità, come era prevedibile, si è stretta attorno alla sua famiglia per l'ultimo saluto. Prima la camera ardente, allestita direttamente nella sua abitazione. Poi la cerimonia funebre nella chiesa di San Giorgio ad Arbatax. E infine la tumulazione nel cimitero di Tortolì. Sono stati tutti momenti di partecipazione enorme, commossa. La testimonianza più vera del legame, davvero indissolubile, tra Ciro e la sua terra. E allora viene da chiedersi come si misura la grandezza di un'eredità come la sua. Forse non si misura nel clamore delle onde, ma nel rispetto silenzioso di un'intera comunità. Non si misura in un punto d'arrivo, ma nella rotta che è stata tracciata per chi verrà dopo. Ecco, l'eredità di Ciro Diacono, la sua grandezza, si misura esattamente così.